La protesta dei forconi va avanti, ad oltranza dicono gli attivisti, ed ogni giorno si allarga, cambia le modalità di azione. Questa mattina, infatti, per la prima volta i manifestanti non si sono limitati a bloccare il traffico ai caselli autostradali. Questa volta sono entrati in autostrada per rallentare auto e tir. Da Gonars Nord, Monfalcone, i forconi friulani a bordo delle loro auto, una quindicina circa, hanno percorso un tratto di A4 a bassa velocità fino a Porto Gruaro, dove si sono uniti ai colleghi veneziani. Qui c'è l'Italia, la rappresentanza e gli italiani. Oggi abbiamo preso l'iniziativa di venire da Armanforte qua, abbiamo rallentato tutto il traffico da San Giorgio fino a qua facendo una coda di 50 km. Porto Gruaro diventerà il simbolo della fratellanza, perché ci hanno tenuti divisi. Oggi saremo tutti parenti, fratelli e sorelle. Qui al casello di Porto Gruaro manifestanti friulani e veneziani uno al fianco all'altro per urlare la loro rabbia, per raccontare le loro storie come quella di queste mamme giunte al presidio con i propri figli. Ci sono bambini come il mio che hanno 3 anni che non hanno la possibilità di mangiare a Natale, dobbiamo muoverci tutti. Perché non si può arrivare a fine mese e piangere perché non si può avere da mangiare. Sono stanca, siamo stanchi. Poi alla fine i manifestanti raggiungono un gruppo di poliziotti per abbracciarli e ringraziarli del loro lavoro. Ragazzi, è il nostro stipendio che stiamo tutelando. A qualche chilometro di distanza, a Mestre, una delegazione del Comitato 9 dicembre che da lunedì è posizionato davanti alla Fincantieri di Marghera si è spostato, come è successo anche a Verona, sotto gli uffici di Equitalia. Un sit-in pacifico terminato con l'incontro voluto dal direttore della società di riscossione tributi. Semplicemente ho chiesto solo come lui può andare a dormire la notte e riuscire a dormire.